Prodotto dal 1700, il Montasio è il formaggio DOP del Friuli. Il suo sapore morbido e delicato, che via via si fa più deciso in base alla stagionatura, è ottenuto da tre fattori fondamentali: il fieno, il latte e l'aria del massiccio del Montasio. Siamo a Usago di Travesio, dove c'è l'unica latteria rimasta delle 9 vecchie latterie del comprensorio. La storia e l'arte di tutta l'esperienza casearia di questa zona, che si chiama Tre Valli. Che cosa ha di diverso dagli altri formaggi? Qual è la particolarità del formaggio Montasio? Allora, il formaggio Montasio è un formaggio che viene fatto con latte crudo, non pastorizzato. Viene prodotto ogni giorno, da latte che proviene ogni giorno dalle stalle. La particolarità importante è che ha una tecnologia morbida. Cosa vuol dire morbida, Nevio? Vuol dire che le temperature di cottura non sono eccessive, sono 44-46 gradi centigradi, e queste temperature fanno sì che la flora microbica presente nel latte sia trasferita quasi in toto nel formaggio, e pertanto la diversità di questa flora fa bene al nostro corpo. Cosa deve avere un formaggio per essere DOP, cioè di denominazione d'origine protetta? In pratica il formaggio deve avere un indissolubile legame con il territorio. È importante appunto che il territorio dia l'imprinting al prodotto, e questo viene dato solo con le vacche, con l'ambiente, con l'erba della zona, e poi con una cosa molto importante, che è l'uomo, l'esperienza, la tradizione dei vecchi casari, che viene tramandata ai giovani casari, i quali possono riprodurre prodotti e sapori antichi. Chi è che ha raccolto, in qualche modo trascritto, brevettato questa arte? La leggenda dice, ma non è tanto una leggenda, che alle pendici del formaggio dello Iov di Montasio ci sia un monastero benedettino. Fin dal 1100 i benedettini erano famosissimi per raccogliere tutte le esperienze, tutte le manualità presenti in zona, e loro hanno raccolto le esperienze e le manualità dei maestri malghesi, dei casari delle malghe, e li hanno in pratica codificati. Da qui nasce il Montasio, per cui è una tradizione quasi millenaria. Io sono 32 anni che faccio questo lavoro, ho cominciato a 16 anni e mezzo. Questo qua è il marchio del Montasio, e qua abbiamo il nostro codice, che è PN 244, che adesso si vede al contrario perché va incisa sulla forma. Allora Nevio, qui siamo nella banca del Montasio, tanto siamo a 9 gradi probabilmente per la stagionatura. Sì, ecco, allora questa è proprio la banca del Montasio, e qui facciamo la stagionatura fino a 60 giorni. Benissimo, adesso cosa facciamo? Adesso stiamo facendo la espertizzazione del formaggio Montasio. Fammi vedere. Questo cosa serve? Questo qui è la battitura e serve per ascoltare il formaggio. Se il formaggio parla vuol dire che non è buono, se invece, come in questo caso, ha un suono cupo e sordo, vuol dire che è buono. Benissimo, questo mi sembra perfetto. Perfettissimo. Adesso? Adesso invece facciamo un tassello, e questo qui ci permetterà di sentire l'odore e il sapore del formaggio. Annusa. Ok, cosa deve avere la particolarità dell'odore? Allora, la particolarità dell'odore e del sapore deve essere un odore armonico, ancora fragrante, e si deve sentire in bocca il latte nella sua completezza. Ecco. Se questo, e questo lo è, se questo ha queste particolarità, vuol dire che è Montasio a pieno. Ok, una raccomandazione per le massaie. Cosa devono controllare nella forma? Allora, nella forma ci deve essere questo marchio Montasio scritto in diagonale, questi numeri che sono la data di produzione e il caseificio di produzione, e poi, se vogliono avere un Montasio Super, ci deve avere il marchio che noi andiamo a mettere adesso. Questo Montasio è buono, quindi? Buonissimo. Allora, l'uomo del Montasio ha detto sì. E noi lo marchiamo.